Effettivamente, come ha detto prima Cristina De Gregori, noi abbiamo immaginato avevamo già programmato questa conferenza stampa per fare il punto sui lavori, sullo stato del traffico, sui progetti, gli obiettivi di sviluppo degli scali di Savona, Vadro e di tutti i comuni coinvolti nella provincia. Poi è venuto anche bene dal punto di vista della tempistica, perché noi abbiamo avuto la settimana scorsa la visita del Presidente del Consiglio, che è stata certamente un segnale di grande attenzione alla portualità ligure, alla portualità di Genova e Savona, quindi il follow-up, continuare a fare una seconda puntata rispetto all'evento genovese qua a Savona ci è sembrato doppiamente opportuno. Il video l'abbiamo fatto perché io mi occupo di infrastrutture da molti anni. Voi sapete che un tema che negli ultimi 20 anni ha preso molto piede è quello di creare banche dati per monitorare lo stato d'avanzamento delle infrastrutture. È un sistema per creare affidabilità con i cittadini, in qualche modo far vedere come stanno andando avanti le cose. In realtà la fruibilità di queste banche dati non è così scontata o agevole. Oggi, secondo me, nel 2022, in una società oggettivamente dell'immagine, fare un video che fa vedere qual è lo stato dei cantieri, fa capire se un'opera è meramente stata aggiudicata ma non ancora cantierata, ma i lavori non sono in esecuzione. Alle volte con un video si capisce che effettivamente i lavori sono in corso e dunque c'è un messaggio molto più forte. Però a valle del video abbiamo anche preparato alcune slide per fare il punto, come dicevo prima, sulla situazione degli scali dell'autorità di sistema. Inizierei a scorrere. Ce l'ho qua. Non so se così. Perfetto. Grazie. No. Perché? Forse? Questo cos'è? Sì. Anche così, bellissimo. Io dicevo che era meglio il video, no? La fissità. Se lo potete fare voi, ma basta che ve lo dico a voi, dai, scorriamo. Ok. Allora, questa è la situazione del traffico. Questa è una slide, diciamo la verità, abbastanza importante, perché noi veniamo veramente da 2 anni difficili. La pandemia, tanto per dare un'ordine di grandezza, noi abbiamo avuto il Ponte Morandi, abbiamo avuto la criticità delle autostrade, le mareggiate e poi abbiamo avuto la pandemia. Il Morandi crescevamo nel 2018 del 5%, abbiamo finito a 0, quindi ci ha mangiato la crescita. Le autostrade ci sono costate 1,5 punti, 2 punti percentuali di crescita del traffico. Il Covid 2020 quasi il 15%. Quindi se vogliamo dare un peso alle cose, capiamo che la pandemia è stata veramente un cazzotto in faccia per tutti quanti. Savona e Vado sono quelli che sono andati meglio di tutti. Se voi vedete il totale generale tonnellate movimentate, abbiamo nel 2021 rispetto al 2019, quindi non rispetto al 2020
dove chiaramente siamo cresciuti quasi del 12%, ma quello è intuitivo. 2021 su 2019 abbiamo un più 3,8% di movimentazione totale tonnellate. Lo ritengo oggettivamente una bella notizia, assolutamente non scontata. Se voi andate a vedere la performance dei principali porti europei e nazionali, non troverete un'analoga performance. Abbiamo anche, dopo tanta fatica che è stata spesa dai territori, da voi sindaci, con l'avvio della piattaforma di Vado, un più 309%, ora voglio dire il numero è chiaramente eclatante, perché chiaramente quando parti da zero però si capisce che anche in termini di container la piattaforma sta iniziando a macinare e ha contribuito a tenere in territorio positivo la movimentazione globale container del sistema portuale. Quindi una seconda notizia certamente positiva. Un'altra notizia sicuramente positiva, siamo su volumi ovviamente ancora bassi, ma guardate la chiave intermodale, il cosiddetto rail ratio, cioè quanto va via tramite treno, abbiamo un 48% della movimentazione. Ovviamente, ripeto, quando poi avremo volumi molto più alti di movimentazione di container non potremo mantenere certamente questa chiave, però anche questo significa l'attenzione che stiamo mettendo a questa tematica intermodale così importante per la sostenibilità. Ovviamente la situazione, come in tutti gli altri scali del paese e del mondo, resta critica su passeggeri. Perdiamo ancora il 40% sui traghetti, il 73% sulle crociere in termini di passeggeri nel confronto con il 2019. Da questo punto di vista ovviamente speriamo di migliorare con la fine della pandemia. Ultimo focus è sugli oli minerali. Noi abbiamo una situazione critica a livello mondiale, cioè è chiaro che il greggio è in costante riduzione. Noi avevamo depositi e oleodotti verso le grandi raffinerie che movimentavano nei decenni passati grandi volumi di combustibili fossili. Non è più così da tempo, non è solo il Covid, questo ci imporrà una riflessione di reingegnerizzazione di alcuni spazi, di alcune merceologie, però mi sembrava giusto attenzionarlo. Andiamo avanti. Questi sono i numeri sugli investimenti. Tornerei un attimo indietro. Cosa abbiamo fatto in questi 2 anni in cui il traffico oggettivamente languiva? Abbiamo cercato di prestare grande attenzione agli investimenti. Gli investimenti generalmente interferiscono con l'operatività dei terminal, degli operatori portuali. Questa interferenza è un tema molto rilevante. Non avendo avuto grande traffico, abbiamo avuto un po' più di margine per dedicarci come attenzioni e come possibilità di avviare le opere ai cantieri. Abbiamo 100 milioni di euro di cantieri in corso, abbiamo 40 milioni di nuovi investimenti in programmazione ordinaria del 2022, 34 sono gli interventi, abbiamo 9 opere aggiudicate nel 2021, quindi un'attività anche dal punto di vista amministrativo abbastanza significativa. Andiamo avanti. Questi sono un po' i 3 grandi contenitori nel quali possiamo suddividere le opere che avete visto prima. Noi abbiamo avuto molte opere per ripristinare i danni causati dalle mareggiate e in generale di upgrading di asset portuali già esistenti.
Poi abbiamo l'accordo di programma di Vado, cioè tutti gli interventi che abbiamo iniziato a programmare anni or sono per compatibilizzare l'impatto di questa grande opera portuale sul territorio, essenzialmente di accessibilità, di riqualificazione, di sostenibilità e di messa in sicurezza del territorio. E poi abbiamo alcune opere, ad esempio concordate con il Comune di Savona in vari protocolli, sempre in via di aggiornamento e di rinnovo anche dal punto di vista strategico. Questi tre sono tre contenitori dove sono incluse le opere che avete visto prima. Andiamo avanti. Questi sono, cerco di andare veloce perché è un po' il focus delle opere che avete visto prima scorrere nel video, però è un'anagrafica di queste opere con alcune informazioni essenziali e con immagini che riprendono quello che avete visto prima. Questa è un'opera particolarmente importante, la nuova diga di Vado. Questo è il tema dell'accessibilità marittima, della protezione tramite opere a mare dei nostri asset terminalistici, delle nostre banchine, dei nostri terminal portuali. Stanno cambiando molte cose per effetto anche dei cambiamenti climatici, per effetto anche di nuove norme di accessibilità tecnico-nautica a presidio della sicurezza. Questa diga è certamente un'opera fondamentale e necessaria per assicurare la piena operatività della piattaforma. I lavori sono in corso, è curata da Fincosit, è una grande opera e penso che sia un punto molto importante per la competitività dello scalo. Andiamo avanti. Abbiamo sia a Savona che a Vado lavori in corso per ripristinare tratti delle due dighe esistenti a Vado e a Savona danneggiate, come dicevo prima, da eventi o meteomarini. I lavori sono in corso, importi abbastanza significativi, con una fine lavori, come dicevo prima, che traguardiamo nel 2023. Andiamo avanti. Questi ugualmente fanno parte, come dice la parola, ripristino, di lavori di ripristino, manutenzione di piazzali, sempre per effetto di eventi meteomarini. Anche qua l'importo è comunque significativo, lavori in corso, qui traguardiamo una fine molto più imminente, agosto 2022. Andiamo avanti. Manutenzione straordinaria delle banchine, qui abbiamo lavori aggiudicati, siamo in contrattualizzazione per un importo di 550.000 euro, mentre abbiamo completato i lavori sulla viabilità dei depositi costieri. Questi fanno sempre parte di opere di ripristino di danni rimaneggiate. Andiamo avanti. Questo è un tema molto delicato, abbiamo speso diverse ore nei giorni scorsi, è il ripristino del terminal traghetti. Si vede anche a occhio i danni che ha subito. Per effetto di questi danni noi abbiamo avuto una contrazione degli accosti significativa, abbiamo perso al momento parte di questo traffico, è per quello che stiamo accelerando e prevediamo di avviare i lavori entro l'estate 2022. È un lavoro significativo, sono oltre 6.600.000 euro ed è un lavoro tipicamente portuale che ci consentirà di riprendere traffico del nostro porto, quindi è un po' il core business dell'autorità del sistema e lo considero un intervento molto rilevante. Andiamo avanti. Questa l'abbiamo vista prima, è un intervento invece che guarda al potenziamento della pesca professionale. Voi sapete che i pescatori sia a Genova, Pra, Savona, Vado, stanno soffrendo per effetto di vari fattori. Molti spazi portuali dove prima andavano a pescare sono interessati da lavori o da provvedimenti di interdizione. L'accessibilità ad alcune aree, penso ad alcune dighe che per anni era sempre stata data per scontata,
è stata ora condizionata di nuovo da provvedimenti interdittivi anche della Capitaneria, perché l'accessibilità ad alcune aree è ovviamente sempre da compatibilizzare con provvedimenti della sicurezza. Tutto questo per dire che questa è un'area dove abbiamo consegnato i lavori per un lavoro da 350.000 euro, i lavori, la fine lavori dovrebbe essere prevista per l'estate del 2022. Credo che sia un intervento molto importante dal punto di vista della fruibilità di spazi urbani in questo caso. Andiamo avanti. Questo è un lavoro che fa parte di quelle opere che citavo prima, compatibilizzare l'impatto di un'opera marittima significativa come la piattaforma con una nuova viabilità urbana. È chiaro che l'accessibilità viene sconvolta, l'accessibilità viaria, ferroviaria da un'opera come la diga. Bisogna fare sì che i comuni, le popolazioni abbiano un sistema di viabilità, di accessibilità decente, che sia compatibile con un'esistenza ordinata e sostenibile dal punto di vista ambientale. Un lavoro, come vedete, da 20 milioni di euro, i lavori sono in corso, anche qua con primarie imprese giudicatarie, fino ai lavori previsti a settembre del 2023. Andiamo avanti. Queste sono due opere che riprendono il tema che ho appena detto. Una è una messa in sicurezza idraulica, tutte le opere degli scali del sistema portuale, se escludiamo forse la parte di Levante del porto di Genova, ma come andiamo nel ponente genovese, certamente Val Savona, voi sapete che il problema della messa in sicurezza dei righi è un problema di assoluta rilevanza per la messa in sicurezza della vita delle persone. Sono interventi molto complessi e faticosi perché hanno un impatto ambientale molto rilevante, quindi il processo di progettazione e di autorizzazione è molto pesante. È un lavoro col Gardio Sant'Elena di 4 milioni e mezzo e contiamo di avviare la gara nel luglio del 2022. Di analoga importanza, voi avete visto che prima abbiamo parlato della chiave intermodale, cioè quanto del traffico merci va via treno. La perizia 611 è disegnata appunto per potenziare con un terminal intermodale l'accesso al terminal di Vado. È un altro lavoro da 20 milioni di euro. Abbiamo pubblicato la gara per appalto integrato, l'avvio dei lavori è previsto per settembre 2022. Questo dal punto di vista della possibilità di diminuire il numero di mezzi pesanti, veicolari che arriveranno alla piattaforma è l'opera più importante insieme a una riqualificazione del pari e fasce binari fuori dall'area portuale di Vado. Andiamo avanti. Queste sono altre due opere interconnesse. Prima abbiamo visto il Sant'Elena, questo invece è il segno. Il segno, per poter essere messo in sicurezza, prevede uno spostamento delle tubazioni con una istruttoria che è stata estremamente lunga e complessa per il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Prevediamo la gara nel secondo trimestre del 2022. Coesistente con questa attività è quella della vera e propria messa in sicurezza del torrente. Qui sono 15 milioni di euro e anche qui la gara la prevediamo in avvio nel secondo trimestre del 2022. Questi ultimi quattro interventi che abbiamo visto sono, insieme alla viabilità di via Trieste, un po' il cuore, e alla strada di scorrimento veloce, un po' il cuore delle cosiddette opere di compatibilizzazione dell'impatto di questa grande opera sulla comunità. Andiamo avanti. Questo è un intervento strutturale di difesa della costa a Vado, 1.950.000 euro, i lavori sono in corso e qui la scadenza è ravvicinata, maggio 2022, si è visto anche nel video. Andiamo avanti.
Questi sono invece cioè una serie di interventi. Siamo qua a Savona, di nuovo miranti a riqualificare alcune aree da sempre fruite dalla popolazione di Savona, in quanto aree anche pregiate di accesso al mare, spiagge da sempre frequentate. Questa è la demolizione dei ex bagni nella zona della Madonnetta, con una sistemazione della via di accesso, quindi di fruibilità alla spiaggia. I lavori sono completati, andiamo avanti. Questo è il ripristino del piazzale della Margonara, che è un po' in rilievo rispetto alla zona della spiaggia. Accanto a quell'intervento che è cerchiato in blu, i lavori sono in corso, c'è poi l'intervento invece sul pontile che fa il comune di Albissola Superiore. Si vede anche a occhio nudo l'importanza per la popolazione di avere queste due aree comunque pienamente fruibili. Andiamo avanti. Questa l'abbiamo vista anche prima, è questa spiaggia attrezzata Zinola, un'area pubblica, docce, spogliatoi. Era un intervento con un fabbricato bar a lungo atteso. È ovviamente importante per la città avere anche aree attrezzate non necessariamente riconducibili a stabilimenti balneari in concessione. I lavori sono terminati, abbiamo l'aggiudicazione della gestione del servizio. Andiamo avanti. Questo è, e mi avvio alla conclusione, invece qui iniziamo a guardare anche al futuro. Questo è un percorso ciclopedonale da Savona ad Albissola Marina, ovviamente prevede la riqualificazione dell'area delle ex funivie. È ovviamente un intervento di più ampio respiro di riqualificazione del waterfront. Il waterfront ovviamente per una città di mare è veramente un biglietto da visita, lo vedono tutti, lo vede chi arriva dal mare, lo vede chi da terra arriva in porto. È un intervento previsto dal documento di pianificazione strategica di sistema. Il progetto è stato finanziato dalla Regione e realizzato da IRE. Sono in corso interlocuzioni, ovviamente, e ci sono state interlocuzioni con il territorio per definire alcune scelte progettuali. Il costo stimato è di 4 milioni di euro. Sono in corso in questo momento ulteriori incontri tra autorità di sistema, Comune di Savona e Albissola Marina per definire più precisamente alcune attività presenti sul territorio. Questo è un esempio di quello che ci aspetterà nel prossimo anno e mezzo. Ne ho parlato prima con i sindaci, quindi magari ci torneranno sopra loro. Noi nel prossimo anno e mezzo definiremo il piano regolatore dell'autorità di sistema, quindi definiremo l'assetto pianificatorio degli scali del demanio marittimo che va da Punta Vani a Genova fino a Bregegi. Per farlo avremo bisogno di un confronto serrato con tutti i sindaci, con gli operatori. Lì faremo alcune grandi scelte sul futuro di questi territori. Questo ne è un esempio, se vogliamo anche light. Avremo scelte anche molto più impattanti, ma mi sembra molto importante far capire qual è il lavoro che ci attenderà nel prossimo anno e mezzo. Andiamo avanti. Questi sono i cosiddetti porti green. Voi sapete lo spazio che nel PNRR ha avuto il tema della sostenibilità dal punto di vista finanziario e strategico. Ma noi non siamo in un momento solo di pianificazione strategica. Voi vedete che Savona e Vado hanno candidato progetti molto rilevanti per un totale di 25 milioni sul bando aperto dal Ministero della Transizione Ecologica. Gli interventi che vedete qua sono di localizzazione di alcuni impianti fotovoltaici, di alcune smart grid per l'immagazzinamento dell'energia e la possibilità di
sostenere con energia autoprodotta attività produttive nel nostro porto. L'obiettivo è avere un porto che lavorerà senza emissioni di anidride carbonica o di altre sostanze nocive. Questo è un primo passo, il PNRR finanzia interventi molto rilevanti da questo punto di vista. Genova e Savona sono posizionate con la richiesta più alta, ovviamente nell'ambito della portualità italiana, per interventi di questo tipo. Direi che ci abbiamo alle ultime 2 slide. Questa è una slide che fa vedere i benefici di tutti i cantieri, tutte le opere che abbiamo a livello di autorità del sistema. Nella fascia verde in basso li vedete declinati per Savona e Vado Ligure. Noi prevediamo di coinvolgere un'occupazione diretta e indiretta, quindi qui non vedete l'indotto, ma sarà più elevato con l'indotto, di 1300 unità, con un valore aggiunto di 700 milioni di euro. Valore aggiunto vuol dire salari, profitti per le imprese, solo per le attività di cantiere. Sono numeri molto rilevanti, molto importanti per il benessere dei vostri territori. Direi che la prossima slide dovrebbe essere l'ultima. È una slide di cui ho parlato prima anche con i sindaci. Il rapporto con le imprese è molto delicato. Noi in sostanza facciamo programmazione, progettazione, approvazione, aggiudicazione. Cantieriamo, da quel momento inizia il dialogo con le imprese aggiudicatarie. Se il rapporto non è fluido, tutto quello che abbiamo fatto prima non produce risultati. Questo fa capire l'importanza del dialogo. Lì vedete alcuni fattori di criticità a livello mondiale, nazionale, quindi anche della Liguria e di Savona. Dobbiamo lavorare a queste fragilità finanziarie delle imprese, le materie prime sono rincarate, abbiamo problemi delle forniture. Tutto questo ovviamente impatta, dobbiamo lavorare meglio noi come stazione appaltante, perché è quando fai anche il contratto che devi stabilire regole chiare con l'impresa aggiudicataria, se no poi i problemi te li ritrovi dopo. Ne ho parlato prima con i sindaci, credo che lavoreremo di più insieme nei prossimi anni, perché il rapporto anche con le imprese aggiudicatarie è rafforzato se lavoreremo insieme. Dobbiamo monitorare molto da vicino quello che loro fanno, se hanno problemi aiutare, se ci sono comportamenti opportunistici intervenire. Molto di tutto quello che avete visto finora dipenderà da come riusciremo ad avere un rapporto virtuoso. Grazie.